Mister Mauro Zironelli, si sono giocati 22 minuti, ma con 3 occasioni, 2 per il Charlis, una in vero nel finale anche per la Diriege. Insomma, chi pensava che si potesse giocare a risparmio si sbagliava. Sì, no, è stata veramente una partita inconsueta, no? Nel senso ritmi ovviamente alti, ovviamente rischiare poco di giocare dal basso con trame perché le squadre ovviamente erano fresche, di conseguenza c'è tanto agonismo e non valeva la pena. Abbiamo rielaborato qualche pallone e siamo riusciti appunto ad avere questi due tiri, uno con Mileto che era proprio vicinissimo alla porta, però dai, poi hanno avuto anche l'occasione loro e diciamo che era meglio portare a casa i 3 punti, però è stata veramente una partita strana dopo anche quello che è successo. Eh, Fondamentalmente quel giorno la partita era finita come è finita oggi e penso che sia stato giusto così perché eh, per tutte le situazioni che sono state, che abbiamo vissuto quell'ora che non auguro a nessuno. Quindi raccogliamo il punto e prepariamoci per domenica. E, come ha detto, una partita particolare, un mix di emozioni e agonismo, 20 minuti, come si preparano? Ma sapevamo che comunque si trattava di elaborare dei palloni sporchi, delle palle alte, perché comunque l'ampiezza questo campo non te lo dà con i minuti così ridotti e con le squadre fresche è normale che ci sia tanto antagonismo, palloni intercettati, è difficile farti giocare perché comunque anche loro venivano alti, quindi siamo stati bravi comunque a contenerli e a ripartire. E in un paio di situazioni potevamo farla, però non ci siamo riusciti. Peccato, adesso però recuperiamo le forze, dobbiamo chiudere bene, abbiamo 2 partite di campionato e la Coppa, e quindi una alla volta, però il gruppo sta bene fisicamente, avevamo fatto una partita buona anche domenica dove non è venuta la vittoria, però su un campo difficile, su un ambiente atmosferico veramente brutto, però tante partite sono state rinviate, però sono stati bravi, è importante la continuità e loro hanno avuto l'occasione, lì è stato bravo il nostro portiere, quindi ci teniamo stretto al punto e pensiamo a domenica.